Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per questa opportunità di parlare oggi di un tema molto importante. Benvenuti nell'isola delle opportunità non sfruttate e delle potenzialità inespresse. Questo è il messaggio che mi sentirei di mandare ad una platea ipotetica di investitori, il messaggio che purtroppo siamo costretti a mandare spesso a chi si avvicina al nostro territorio con l'ipotesi di appunto fare qualcosa qui perché è attratto, perché la Sardegna ha una capacità di attrazione incredibile, ma forse appunto in passato non abbiamo avuto la capacità di sfruttarlo. Terza regione d'Italia, 1,6 milioni di abitanti, uno dei territori meno densamente popolati d'Europa, tra le ultime in Europa. I dati che ci hanno ricordato il relatore di oggi è che siamo tra gli ultimi come numero di laureati, tra i primi per tasso di abbandono scolastico, tra i primi come tasso di disoccupazione giovanile, un altro dato inquietante. Quando mettiamo insieme questi tre dati capiamo che la Sardegna non è un'isola per i giovani, e questa è una responsabilità del nostro ceto dirigente. Cioè, oggi un giovane vede più il futuro, un futuro roseo, forse più fuori dalla Sardegna che qui in Sardegna. E allora pensiamo anche a quelli che sono i settori nei quali noi dovremmo investire, dovremmo puntare di più, il turismo per esempio, però poi non abbiamo la capacità di farlo perché non siamo connessi. Perché è difficile arrivare in Sardegna, perché il tema dei trasporti forse non è stato affrontato in passato nel modo giusto, perché se oggi siamo forse meno connessi rispetto a 30 anni fa, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Parliamo tanto di agroindustria, però poi ci separiamo tra chi coltiva e chi trasforma, e poi cerchiamo delle responsabilità anche ad altri, quindi per colpa dell'industria non sviluppiamo l'agricoltura, e poi scopriamo che abbiamo la più alta percentuale di superficie agricola utilizzabile che non coltiviamo. Andare a individuare le responsabilità in altri settori forse è un sistema per cercare di scaricare le responsabilità piuttosto che per andare ad individuarle, e così via. E oggi si parla tanto di manifattura 4.0, di industria digitale e così via, però spesso non sappiamo neanche come si potrà fare. Perché? Perché non abbiamo una visione. Perché quando si dice che l'Italia e la Sardegna non hanno una politica industriale, secondo me stiamo dicendo la verità. Quando la Germania decide di fare in modo che 1 milione di tedeschi girino con la macchina elettrica nel giro di pochi anni, non è una dichiarazione di principio, ma è un progetto, un piano industriale del paese, e quindi si dice chi fa che cosa per fare in modo che nel 2020 1 milione di macchine elettriche girino in Germania. Noi abbiamo la capacità magari di lanciare dei sogni e dei messaggi, però poi i sogni, perché si trasformano in qualcosa di concreto, hanno bisogno di chi li abbia e di chi li porti avanti. Ecco, questo è sicuramente un qualcosa che a noi manca. Ho citato soltanto 2 dei settori, perché purtroppo qui in Sardegna si è convinti che i temi, i settori sui quali puntare sono soltanto quelli dell'agricoltura e del turismo. Io penso che sia profondamente sbagliato, e qui tocco di nuovo il tema dell'istruzione. Noi dobbiamo far capire, dobbiamo mandare il messaggio. Io penso che veramente, al di là delle risorse che la Regione sta stanziando per l'università, però il tema delle borse di studio per le persone che non hanno la capacità di reddito adeguata per mantenere i propri figli all'università veramente dovrebbe essere risolto in un modo dirompente, e io penso che la soluzione, in attesa che arrivi dallo Stato, possa essere individuata nella Regione, veramente avere la capacità di individuare, di togliere risorse a settori, di togliere risorse a settori assolutamente improduttivi e concentrarli sul sistema della formazione, sul sistema dell'università, e anche quello che c'è prima, perché altrimenti poi se non riusciamo a fare arrivare all'università forse non abbiamo risolto il problema. Però veramente questo è il tema fondamentale. Ma perché? Perché se noi veramente non capiamo che anche l'industria sta cambiando, il professor Ciarlo diceva Confindustria è cambiata, è vero, Confindustria fino a pochi anni fa era qualcosa, oggi anche Confindustria si è resa conto che deve essere qualcosa di diverso. Per qual è il motivo del suo successo? E perché ha la capacità di creare quell'osmosi tra le grandi, le medie e le piccole imprese che magari in altre organizzazioni non c'è. Però noi abbiamo capito, per esempio, che tra 10 anni, molto probabilmente in Italia, ci sarà un'unica organizzazione datoriale sul modello tedesco, francese, inglese e spagnolo. E non sto parlando di altre parti del mondo molto lontane, sto parlando dell'Europa.
dell'Europa che, come dicevo prima sulla Germania, lo possiamo dire per gli altri paesi, che ha una sua politica industriale. E noi abbiamo paura che in Sardegna si faccia manifattura. Perché? Perché per esempio abbiamo visto il grande fallimento delle industrie del Sulcis, dell'alluminio, dell'Alcoa, come se poi delle responsabilità stessero in capo a qualcosa di specifico. La responsabilità deriva dal fatto che in Italia non si è mai deciso che l'alluminio sarebbe dovuto produrre in Italia e si dovrebbe continuare a produrlo anche adesso, e quindi noi non è che andremo a comprare soltanto l'alluminio cinese, per essere chiari, ma continueremo a comprare l'alluminio spagnolo, l'alluminio francese e l'alluminio tedesco. E cito 3 paesi industriali all'interno della nostra Europa che hanno trovato il sistema per continuare a fare in modo che le industrie dei rispettivi paesi, ma non solo, continuino ad avere il proprio alluminio. Ecco, io penso che veramente una riflessione su questi 3 temi dell'istruzione, dello sviluppo, della crisi della rappresentanza veramente debba partire da questo, dal fatto che in passato abbiamo sbagliato e stiamo correndo il rischio di sbagliare anche per il futuro, perché siccome abbiamo fallito nel passato e quindi abbiamo avuto delle esperienze di industrializzazione in parte corrette e in parte sbagliate, siamo convinti che di industria, di manifatturiero in Sardegna non si debba parlare, niente di più sbagliato. E per poter avere un'industria nel futuro in Sardegna dobbiamo avere laureati, perché lo si diceva prima, lo studente con la terza media che prima entrava in una fabbrica aveva la possibilità di fare carriera e magari di diventare anche direttore generale o direttore di stabilimento. Ecco, oggi non è più così. Il mondo del lavoro sta cambiando, il mondo dell'industria sta cambiando, le industrie saranno nelle città. Quando si dice che le nuove industrie saranno nelle città, stiamo pensando a tante opportunità, a tanti posti di lavoro che si stanno creando anche all'interno delle nostre città. E quindi io credo veramente che ripartire, ma non come slogan, ma veramente nel concreto, con delle azioni veramente efficaci sulla scuola, sulla formazione, sulla università sia veramente una base, perché altrimenti noi avremo sempre più disoccupazione e soprattutto avremo sempre meno persone formate per affrontare il futuro. Quando uno va a vedere quali lavori spariranno nei prossimi anni, io dico che dobbiamo essere sempre più inquieti e dobbiamo avere sempre più la capacità di reagire. Quando ci renderemo conto che per esempio chi fa l'autista oggi molto probabilmente dovrà finire la sua attività lavorativa facendo un altro lavoro, perché le macchine senza conducente sono una realtà, anzi forse in questo momento si sta un po' rallentando con l'uscita sul mercato in grandi numeri delle macchine senza conducente, ma oggi sono perfette quasi come le macchine con conducente. Quando avremo meno segretari, quando avremo meno camerieri, ci sono sempre di più processi di informatizzazione anche nell'ambito della ristorazione, sono degli esempi concreti i robot che ci servono a tavola. Ne dobbiamo parlare. Quando ci saranno meno braccianti agricole, anche qui l'agricoltura intesa come qualcosa di piccolo, di non complesso. Poche settimane fa si parlavano dei convegni promosso a Panorama e c'era la responsabile della feria istituzionale di IBM che ci raccontava di come l'IBM abbia investito nell'agricoltura e quindi con i sistemi di coltivazione guidati assolutamente dall'informatica. Ma qui in Sardegna ne stiamo parlando, stiamo cercando di attrarre qualche grande gruppo internazionale che abbia le competenze per istruirci, perché poi non dobbiamo avere la paura di confrontarci con altri, non ce li abbiamo, non ce l'abbiamo nella nostra testa. E quando avremo meno odontotecnici, ma veramente la lista dei lavori che spariranno non nei prossimi 100 anni, ma nei prossimi 5-10 anni è enorme. Se ci guardiamo intorno vediamo tante persone che oggi lavorano e che un domani non lavoreranno. Chi è che ci può dare supporto? Sicuramente il sistema dell'istruzione, delle scuole superiori, dell'università in particolare. La grande alleanza tra mondo delle imprese e mondo dell'università è fondamentale, perché altrimenti non avremo la capacità di intercettare queste opportunità. Insomma, veramente ripartire da questi temi, perché io penso che un domani, quando avremo meno lavoratori di queste tipologie e avremo più esperti di robot e più costruttori di robot in Sardegna, sicuramente potremo avere un futuro migliore. Grazie.